di fronte a fatti del genere, quando prevale la logica brutale, andiamo dove si guadagna di più, noi non possiamo accettare, è contro lo spirito del Vangelo. E in 3.000 oggi hanno detto no a questa logica contraria anche per la Chiesa. 800 esuberi contestati con 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti italiani. Dalle 5 di questa mattina il picchetto dei lavoratori fuori dal complesso di Susegana. Nessuno ha cercato di forzare il blocco, ampia la solidarietà, come i cartelli che raccontano di un'agonia che si protrae da anni. Operai e quadri dalla fabbrica trevigiana, ma anche da Porcia e Pordenone, dove sono previsti gli altri tagli. E non solo loro a sfilare lungo la Pontebana bloccando la circolazione fino alla rotonda della Ferrera. Tante le rappresentanze dalle altre sedi, ma anche tanti i lavoratori che hanno sfilato con tutta la famiglia, figli compresi. Con loro anche i sindaci della zona con i gonfaloni in mezzo alle tante bandiere di tutte le organizzazioni sindacali che hanno lanciato un messaggio chiaro alla politica ma soprattutto alla regione. E se il governatore del Veneto ha detto che questa è la madre di tutte le battaglie, io dico a lui che questa battaglia va sostenuta in primis proprio dalla regione, e cioè inchiodare l'Electrolux alle sue responsabilità, che è qui da 36 anni e per 36 anni ha fatto profitti. Una logica industriale contestata anche dal massimo rappresentante della marca. Con la logica delle multinazionali continua a sfruttare un territorio per poi devastarne sotto l'aspetto della moralità e del lavoro. È una cosa inaccettabile. Ma la politica deve creare le condizioni perché l'impresa assuma una responsabilità sociale e perché diventi o resti conveniente investire in questo paese. Ed è a Roma che ora si concentra tutta l'attenzione. Il 14 infatti nel nuovo incontro al Ministero si capiranno i rapporti di forza tra azienda, territorio ed istituzioni, ma soprattutto si giocherà per l'ennesima volta il futuro di 800 lavoratori e non solo.